Il capoluogo al centro-sinistra e 3 comuni sopra i 15.000 abitanti al centro-destra. Le urne hanno portato risultati molto equilibrati ai 4 ballottaggi programmati in Veneto. Vittorie spesso risicate ma sufficienti a cambiare i destini politici di una città. Ne sono bastati 500 in più a Vicenza su 46.000 votanti per consegnare la poltrona di primo cittadino a Giacomo Possamai del centro-sinistra, assestatosi sul 50,5% contro l'uscente Francesco Rucco che si è fermato al 49,5%. Decisiva probabilmente anche la bassa affluenza a Vicenza del 52,8%, mentre gli altri 3 comuni hanno visto andare alle urne percentuali di votanti anche inferiori al 50%. Ad Adria è eletto Massimo Barbuiani con il 54% delle preferenze rispetto a Omar Barbierato con il 46%. A Vedelago affermazione di Giuseppe Romano con il 50,3% che ha superato di un pugno di voti Marco Perin al 49,7%. Di solo poco più netta la vittoria a Sona di Gianfranco della Valentina. Il suo 51,1% ha superato il 48,9% di Corrado Busatta.